sono già usciti dal carcere a Zanzibar, dove si trovavano in condizioni precarie dal 7 giugno, e sono completamente liberi. Per la padovana Francesca Scalfari e suo marito Simon Wood, il giudice ha emesso una sentenza che fa cadere completamente l'accusa di riciclaggio, l'unica che a Zanzibar prevede la custodia cautelare senza cauzione. Abbiamo dimostrato che la giustizia, anche se viene ostacolata, fa il suo corso. Non ho avuto dubbi il giudice donna che oggi presiedeva l'udienza a dichiarare strike out, facendo cadere tutti i capi di imputazione che hanno portato Simon e Francesca tutti questi giorni di carcere. Il pubblico ministero aveva annunciato per oggi prove e testimoni che invece non ci sono stati, e il giudice ha così liberato su cauzione la donna padovana e il marito inglese. Ora il processo proseguirà per altri capi d'accusa minori, ma secondo l'avvocata bassanese Manuela Castagnaro la strada ora è in discesa. Il pubblico ministero ha annunciato l'appello, che potrebbe richiedere un paio di mesi. Simon e Francesca sono già sulla via di casa, finalmente liberi. Il processo continuerà per gli altri capi di imputazione minori. Tutto era nato da una causa intentata da alcuni ex soci, che conteneva anche l'accusa di riciclaggio, quella che ha portato in carcere la coppia.